valorizzare i luoghi vicentini teatro della Grande Guerra e soprattutto farli conoscere e farli rivivere ai giovani. È successo a Vicenza, nella suggestiva Collina di Monteberico, dove sono convenuti oltre 4.000 studenti da tutta la città e dalla provincia per l'appuntamento conclusivo del progetto Sulle strade della Grande Guerra. Abbiamo scelto questo posto per questa manifestazione che è l'ultimo anno di un progetto appunto quadriennale che si chiama Sulle strade della Grande Guerra, perché ha toccato i paesi dove si è combattuta la Prima Guerra Mondiale. 2015 Bassano del Grappa, 2016 Asiago, 2017 Schio in occasione dei 100 anni della Strada delle Gallerie e 2018 Piazzale della Vittoria, non poteva toccare che Monteberico. Una manifestazione scolastica, studentesca, quindi sono squadre, sono staffette composte da un minimo di 20 a un massimo di 25 alunni, perché il tempo viene preso sul 20° alunno, quindi vuol dire che i ragazzi devono correre assieme, vincere assieme, non c'è un primo o un secondo della squadra, ma vince tutta la squadra. Siamo nel Piazzale della Vittoria, di fronte abbiamo tutte le montagne che sono state massacrate da bombardamenti, da quante centinaia di migliaia di ragazzi che sono morti. Forse i ragazzi adesso lo pensano. Questa manifestazione è nata 4 anni fa, per che cosa? Per far ricordare questo momento tragico della storia dell'umanità. L'impegno delle banche di credito cooperativo a favore di una manifestazione che coniuga sport e scuola. Noi siamo stati subito al fianco di questa bella iniziativa, non solo dal punto di vista di sponsor, quindi meramente economico, ma anche di progettazione del logo stesso di questa iniziativa. Il logo che si riassume nei colori del verde, del bianco e del rosso, come abbiamo visto le casacche dei nostri ragazzi questa mattina, dove ci sono a fare da sfondo le montagne dove si è combattuta la guerra e dove c'è un bel arcobaleno a significare la speranza, la gioia di vivere e il futuro dei nostri ragazzi. Perché manifestazioni di questo genere sono così importanti per il mondo della cooperazione? Cooperare vuol dire lavorare insieme, vuol dire anche vivere insieme le esperienze della vita. Nel caso specifico abbiamo così mostrato ai nostri giovani studenti che ricordare il passato vuol dire non solo imparare per il futuro e il presente, ma anche per così anteporsi ai fatti. Quindi abbiamo ricordato con un atto di pace un atto di guerra e questo è un modo anche intelligente per saper superare i momenti della vita. I momenti della vita possono essere anche di grave difficoltà, ma se c'è la volontà, soprattutto se si sfrutta lo stare insieme, il lavoro di gruppo, a quel punto probabilmente vinciamo anche questo momento di difficoltà. Oggi è una manifestazione sportiva, siete venuti a Vicenza, avete fatto questa trasferta, ecco, qual è il valore di questa manifestazione? Ma è importante perché c'era molto spirito di squadra, infatti la gara era formata a pattuglie e bisognava aiutare gli altri, anche quelli in fondo, darsi forze, quindi proprio lo spirito di squadra era molto importante. Perché la storia abbinata allo sport? La storia abbinata allo sport è veramente importante, assolutamente, anche per ricordare la Grande Guerra, che è stata la prima delle grandi catastrofi che sono successe nel mondo, e ricordarla con lo sport è veramente un modo molto buono per rimanere impressa. Paolo, sei bravo in storia? Me la cavo, dai, diciamo che riesco ad andare avanti, sì. E perché la manifestazione di oggi è importante? Ma sicuramente per ricordare i combattimenti e la guerra che si è successa in questo posto, e credo che abbinarla allo sport sia la miglior cosa per ricordare. Come abbiamo visto nelle manifestazioni di sport ultimamente in Corea, abbiamo visto che ha avvicinato molto i rapporti delle nazioni, soprattutto in questi sport. È un'esperienza magnifica, un'esperienza da vivere e che non verrà mai dimenticata. Anche perché la nostra zona è ricca di storia
e quindi è stato molto importante per ricordare tutte le cose che sono successe e anche abbinarle insieme allo sport, che è proprio un motivo per unirsi insieme e creare squadra.